Noi abbiamo sentito solo il gran botto e siamo usciti. E abbiamo visto il camion e la macchina sul fosso, ma la macchina aveva la parte davanti tutta disfatta praticamente. Il motore era di fianco alla macchina. Una ragazza era stesa per terra, probabilmente era riuscita ad uscire dall'abitacolo, non so, l'altra invece era incastrata dentro. E i soccorsi sono arrivati velocemente e anche i vigili del fuoco perché altrimenti era impossibile far uscire la ragazza dall'abitacolo, la ragazza che guidava. È una scena terribile, quella che si trovano di fronte residenti automobilisti in via Castellana, Padernello di Paese. Sono le 6 del mattino quando l'auto sulla quale viaggiano due sorelle kosovare poco più che ventenni, entrambe residenti in Trentino, si schianta contro un camion. Una delle due, 24 anni, viene intubata sul posto dagli operatori del SUEM 118 e ora sta lottando per la vita nel reparto di terapia intensiva del Cafoncello. Fuori pericolo la maggiore di 25, praticamente illeso l'autista. I segni sono rimasti sull'asfalto per tutto il giorno a poca distanza dal bardacaio. Nel momento in cui sono arrivato ho visto un camion fermo, una macchina sul fosso dall'altro lato della strada e pezzi di camion, di auto. L'impatto è violentissimo e sembra causato, stando anche ai primi rilievi della polstrada, da un'invasione di carreggiata da parte della Polo di colore bianca delle due ragazze che viaggiava in direzione Treviso. Il camion ha cercato, cioè se l'è vista, mi hanno raccontato così, che l'autista del camion se l'è vista arrivare addosso, ha abbassato la testa, non so, un malore, un colpo di sonno, non saprei dire. Lui ha provato in tutti i modi a scansarla, infatti ha grattato sul marciapiede e ha urtato anche sul palo della luce, però è stato inevitabile. I vigili del fuoco hanno operato in Castellana per circa 3 ore, pesanti disagi alla viabilità su un tratto di strada che continua a rimanere critico. Da quando hanno fatto i lavori delle piste ciclabili anni fa, gli incidenti sono notevolmente diminuiti. Comunque è una strada ad alto scorrimento, ad alto traffico, di conseguenza può succedere. Si ha sempre fretta, a parte che è successo appunto la mattina presto, ecco, verso le 6 e qualcosa. Le strade sono un po' più libere, la gente corre.